L'obiettivo è uno, o seguiamo l'obiettivo e se no siamo veramente tutti a casa. Il movimento dei forconi si spacca, alta la tensione tra i protestanti e il responsabile del presidio di Ponte della Priula, Giancarlo Borsoi, che si dimette. Alla base di tutto la presenza di bandiere dei Cobas del latte e del tricolore tra tir e trattori fermi lungo il ponte sul Piave. Tante le incompressioni e battibecchi degenerati con le parole di Fabio Padovan, fondatore della LIFE. Il presidio di Ponte della Priula salta per lasciare spazio alla fiera di Santa Lucia di Piave. Stiamo qua a battagliare per rimettere a posto questa economia e lui dice che 3 giorni potrebbe danneggiare completamente. Secondo me è totalmente sbagliato. Questa cosa si è iniziata e si deve portare a termine. È indignato Giancarlo Borsoi, che rincara la dose. Troppi vin brûlés e troppa gente che non c'entra niente con la manifestazione, che vengono là solo per bersi il bicchiere. Questa sera faremo una riunione e molto probabilmente nelle prossime ore si vedrà nascere qualche cos'altro. E non tarda ad arrivare una risposta. Non credo che Fabio Padovan sia un tipo da porre input. Fabio Padovan, per quello che conosco mica, ha sempre detto ha avuto fare fa. Intanto continuano i blocchi ai caselli dell'autostrada della Marca, sulla Ponte Bana e sulla Feltrina. Ma la vera battaglia è su internet, con un video che è diventato simbolo della protesta. Io non vivo così!